Bene, eccoci insieme ancora una volta in questa giornata che ricordiamo è la festa del lavoro, ma è anche un'occasione insomma per le classiche gite fuori porta. Noi ne annunciamo una che si terrà il 6 e il 7 di maggio a Luvigliano di Torreglia, in provincia di Padova, precisamente a Villa Vescovi. Con noi c'è la direttrice di Villa Vescovi, che è il sito in cui si tiene questa iniziativa, che si chiama Oltre il paesaggio. Lei è Silvia Ferri della Zara e il sottotitolo della manifestazione è quanto mai in linea con il mezzo nel quale ci troviamo e dice: sintonizzati col verde, sul verde anzi. Sì, sul verde. Allora, che succede in questi 2 giorni dedicati a Oltre il paesaggio? Beh, si parla di paesaggio, come dice il titolo. Il prossimo weekend? Il prossimo weekend si parlerà di paesaggio. Paesaggio ovviamente è un termine larghissimo, quindi si può parlare di tante cose. Quest'anno cercheremo di approfondirne alcune per poi avere nelle altre edizioni altri temi e altre tematiche. Non l'ho detto, Villa Vescovi è un patrimonio del FAI, che è il Fondo Ambiente Italiano. Esatto. E questo è un evento FAI. È un evento, uno dei tanti eventi che facciamo a Villa dei Vescovi. Quasi ogni weekend ne facciamo uno ed è uno dei modi per aiutare a rendere viva la nostra villa, perché non è solo un museo ma un luogo appunto dove una famiglia, una coppia, una persona può passare una splendida giornata. E quindi per aiutare le persone a venirci a trovare ci inventiamo di tutto e di più, molti eventi, uno di questi è Oltre il paesaggio. Ecco perché credo molti, io per primo non sapevo, che il FAI, insomma, raccontavamo prima fuori onda, ha quasi 300 dipendenti in Italia impegnati sì, a mantenere un patrimonio, perché per me il FAI era un'associazione ambientalista di, certo, di difesa del patrimonio. In realtà è ormai diventata un'azienda, sì, a dimostrazione di come la cultura potrebbe anche fare reddito. Assolutamente sì, possiamo dirlo anche con orgoglio che siamo una delle prime imprese, diciamo, culturali italiane, e sono 240 dipendenti, quindi in effetti possiamo dire che siamo proprio un'impresa. Oltre a noi dipendenti, noi consulenti, abbiamo anche tutta una rete di volontari che ci aiuta su tutto il territorio nazionale, quindi in realtà siamo poi molti di più, che facciamo unendo tutte le forze. Ovviamente cerchiamo di promuovere quello che è il patrimonio nostro, italiano, che è fatto di paesaggio e che è fatto anche di monumenti, è un misto che formano le bellezze dell'Italia. Adesso entriamo poi nel merito di cosa succederà in questo weekend, però credo che incuriosisca, a me sicuramente, chiedere 240 dipendenti. Quali sono le entrate per poterli sostenere? Chiunque abbia un dipendente sa cosa costa, insomma, ecco. Certo, domanda molto opportuna. Per farvi dei numeri vi posso dirvi che Villa dei Vescovi costa quasi 2.000 euro al giorno. Al giorno, tutti i giorni trovare 2.000 euro non è uno scherzo. Questo quindi, moltiplicato per una serie di patrimoni. Esatto, i beni sono 54, quindi insomma diventa una questione importante, primaria direi. Ovviamente il biglietto che i nostri visitatori pagano tutti i giorni venendo a trovarci è una fonte di queste, come anche per esempio l'iscrizione, come tutte diciamo le varie associazioni, fondazioni, abbiamo una tessera che costa per me una sciocchezza, sono 39 euro l'anno, vuol dire insomma una pizza, andare fuori una sera a cena, che ti permette però poi di entrare gratis sempre in tutti i nostri beni, in tutta Italia, in più in tutti i beni inglesi. Sì, perché noi siamo cugini del National Trust, che praticamente è la stessa cosa diciamo, del FAI in Inghilterra, in Gran Bretagna, esiste prima di noi, siamo noi che abbiamo diciamo, emulato gli inglesi, e in più dà degli sconti su tutta Italia, per esempio a Padova la Cappella Scrovegni la paghi a metà se è la tessera FAI, quindi questa è un'altra entrata importante. Non solo, abbiamo appunto la possibilità di essere delle location e quindi quello ci aiuta, ci inventiamo degli eventi, quindi gli eventi ci aiutano a far ritornare le persone, farle venire una volta è un conto, farli tornare 2 o 3 è un altro. E abbiamo dei bistrò, insomma di necessità si fa virtù. Per forza. La necessità aguzza l'ingegno, insomma. Esatto. Però complimenti perché insomma se qualcuno voleva dimostrare che la cultura può produrre reddito, il FAI è lì per testimoniarlo. Sì. Allora, 6-7 maggio abbiamo detto si parla, si mostra, si discute, ci si confronta sul paesaggio, ma possiamo entrare un po' più nel merito perché avete delle partnership di assoluto importanti. prestigio. Beh, è la prima edizione, questo va detto, la prima edizione, quindi abbiamo incominciato a fare rete sul territorio, cioè assolutamente con le persone, le associazioni, le fondazioni che si occupano di paesaggio abbiamo già voluto ovviamente andare a braccetto, c'è la Fondazione Benetton, ci sarà Domenico Luciani che farà una sua conversazione per i tecnici ma anche per i curiosi sul paesaggio. Anche perché la Fondazione Benetton
Veneto è impegnata da anni. Da anni è proprio sul tema del paesaggio. Assolutamente con un sì. premio internazionale. Assolutamente. Poi abbiamo invece il Giardino Storico di Padova, con l'Università di Padova, che anche loro interverranno con delle bellissime, diciamo, chiacchiere e lezioni sul Colli, sul Parco Colli proprio, noi siamo ovviamente all'interno del parco, e poi abbiamo ovviamente anche un intervento FAI che parlerà del paesaggio e soprattutto anche del rapporto tra la cultura, la bellezza, l'arte nella natura. Ecco, ma questi che lei simpaticamente chiama chiacchiere, Sì. Avvengono tutte in una mattinata, sono allora, diluite nei 2 giorni? Sono diluite nei 2 giorni, abbiamo una gran parte il sabato, dalla mattinata presto, dalle 10:30 fino alle 4 del pomeriggio, sono uno dietro l'altro e poi continueranno la domenica mattina. La manifestazione fa parte anche dei paesaggi aperti di AIAP, che è l'Associazione dei Paesaggisti Italiani. Abbiamo l'onore e la gioia di avere con noi Anna Chiara Vendramin, che farà proprio un workshop poi creando delle installazioni con delle piante perenne. Poi, oltre però alla parte, diciamo, di conversazioni sul paesaggio, perché così si chiama, di chiacchiere, esatto, abbiamo poi delle parti invece diverse. Abbiamo una grandissima mostra mercato, che avremo quasi 50 artigiani e florovivaisti che vengono da tutta Italia per parlare di paesaggio in maniera diversa, cioè chi ci racconterà come arredare il paesaggio, chi ci racconterà come vestirsi di paesaggio, c'è chi ci racconterà invece come, non so, dipingere il paesaggio. Questa sarà tutta un'altra sezione, perché avremo con noi questi pittori en plein air, come si faceva una volta, col cavalletto e la tela, e chi vorrà potrà prendere lezioni proprio di acquarello e di paesaggio. Poi ci sarà ovviamente anche la parte enogastronomica, ovviamente le eccellenze sia da bere che di cibo non possono non mancare. E abbiamo appuntamenti importanti. Il sabato abbiamo una degustazione con Marco Mini, che probabilmente il pubblico conoscerà, perché esatto, dei formaggi in villa, per ricordare uno dei suoi eventi, che farà una degustazione per noi insieme alle Marasche. Le Marasche dei Luxardo, che sono vicini di casa per noi, hanno fatto un progetto con noi e farà questa degustazione. Il giorno dopo un brunch meraviglioso, tutto di erbe e fiori che si possono mangiare. Vanno ovviamente, consigliamo la prenotazione per questi eventi, perché sono posti, diciamo, limitati, e quindi è meglio poi prenotarsi. Ecco, non mi dica il prezzo, perché sennò si diventa pubblicità, ma solo per sapere, ovviamente se uno poi si ferma a pranzo o pagherà il dovuto. Certo. Ma c'è un biglietto d'ingresso per la manifestazione? C'è un biglietto d'ingresso, ecco, non piccolo. Va bene, ma abbiamo capito il senso, quindi insomma, voglio dire... È per sostenere la villa, sicuramente. Ecco, perché volevo arrivare a chiederle proprio questo, perché ho imparato, devo dire, grazie alla professione che faccio, che insomma, ad esempio i proprietari di ville venete, che nel mio immaginario, credo nell'immaginario di molti, sono dei privilegiati, e lo sono sicuramente per l'ambiente che frequentano, però insomma nel corso degli anni non sono più i nobili di una volta. Spesso e volentieri queste ville sono oggi gestite da persone che hanno delle attività lavorative normali, per cui insomma gestirle diventa oggettivamente un onere importante. Ecco, lei che è la direttrice di Villa Vescovi, quali sono i problemi più grossi, cioè le spese più grosse che oggi uno incontra? Sono principalmente 2, ovviamente il personale è la primissima. Per mantenere i giardini? Sì, personale per esempio per il giardino, per le manutenzioni ordinarie ed extraordinarie, perché, non so, come una casa, una piccola casa che è potenziata n volte, quindi dai tubi che si rompono, solo che sono tubi di un po' di tempo fa, che insomma è più problematico trovarli, quindi è tutto un po' più difficile. C'è la pietra che si scivola e va resa di nuovo più porosa, c'è l'intonaco che cade. Anche perché nei limiti del possibile dovete rispettare... sì, ovviamente il FAI ha un certo stile che vuole... L'ambiente, ecco, non è come sul ponte di Calatrava, tanto si mettono le toppe. Esatto, no, ci teniamo, diciamo che al FAI si dice che veramente Dio è nel dettaglio. Quindi curiamo ogni dettaglio. Quando è stata donata al FAI 6 anni fa, più di 6 anni fa, nel 2005, poi è stata ristrutturata per 6 anni, abbiamo aperto 6 anni fa, è stato ripreso in mano tutto, dalle stoffe delle sedie fino veramente alla pietra del gradino fuori dell'entrata, quindi un lavoro continuo immenso, e questo è una grossa spesa, la manutenzione. Tra il cielo e il faceto, quando è stata donata al FAI,
ci sarà stato, voglio dire, anche un afflato di generosità, ma per una famiglia del nostro tempo era un onere, insomma. Ecco, assolutamente quindi. Sì, era un onere, credo che la maggior parte delle donazioni nasca anche da questi pensieri. Piuttosto che vedere un bene decadere, crollare, meglio regalarlo certo. E cercare di utilizzarlo. Sì, poi il FAI ovviamente si impegna, fa parte della nostra missione, è quello proprio di ridarlo al pubblico, cioè noi siamo obbligati, quando lo riceviamo, proprio firmiamo un obbligo di ridarlo a tutti quanti noi, perché di fatto poi viene restituito, pur essendo noi una fondazione privata, lo ridiamo a tutti i cittadini. Quindi per noi ci impegniamo a trovare i soldi per il restauro, i soldi per la gestione, a ridarlo al pubblico, quindi insomma è un impegno serio. No, e quindi insomma in tutto questo ci sta fino in fondo anche capire il senso di pagare un biglietto che si paga per entrare a vedere un gioiello che qualcuno provvede a mantenere. Certo. È anche l'occasione per passare una giornata all'aria aperta, immagino. Assolutamente sì, abbiamo un bellissimo parco. Ci si potrà sedere nell'erba? Assolutamente sì, anzi spingiamo moltissimo a fare il picnic con proprio tutte le famiglie, gli diamo dei cesti, abbiamo il plaid, quindi invitiamo proprio a vivere. Come abbiamo il plaid? Lo date voi il Sì, plaid? sì, diamo un cesto col plaid, un po' la déjeuner sull'erba. Che bello. Sì, e poi se ci chiedete vi prenotiamo anche il picnic, quindi se non volete portarlo da casa ve lo facciamo noi. Quindi, ma volendo uno se lo può portare? Sì, volendo uno se lo può portare, assolutamente sì, poi chi non c'ha voglia ci avvisa per tempo e lo possiamo preparare. Il parco è particolarmente grande? Il parco è grande, sì, no, si gira a piedi, e la cosa particolare è che ci sono 15.000 vigne, quindi insomma è un'esperienza anche questa, camminare proprio tra i vigneti. C'è una bellissima zona che è un laghetto dove appunto anche lì si possono fare giochi per bambini, picnic, poi c'è il frutteto antico, insomma non voglio svelarvi tutto, venite a vederlo perché effettivamente sì. E in questi 2 giorni vi invitiamo ovviamente a conoscere il nostro parco, quindi abbiamo organizzato una serie di visite guidate, non solo al monumento ma proprio anche naturalistiche, che partono dal nostro parco fino a uscire e andare nei Colli Euganei. Oggi è il 1° maggio. Abbiamo parlato della manifestazione del prossimo fine settimana, ma oggi uno potrebbe venire? Certo, assolutamente sì. Ecco, quindi se qualcuno non ha ancora deciso dove andare a fare la gita fuori porta nella giornata di festa, oggi festa del lavoro, si può andare a Villa Vescovi, a Luvigliano di Torreglia, provincia di Padova, dove comunque il 6 e il 7 maggio si terrà questa kermesse dedicata a Oltre il paesaggio, sintonizzati sul verde. Abbiamo ospitato Silvia Ferri della Zara, che è la direttrice di Villa Vescovi. Buon lavoro. Grazie. A voi e buon 1° maggio a tutti.